Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale con Diletta Trio che cerca di sfilare al comando, lo fa in 200 Numero metri. 3 da Granit Dipa, La squalifica per squalificato. Dagrani Dipa, seconda posizione Numero per Divo 4 da OP, Gnaf Jet, anche Datnif squalificato. Jet viene squalificato. E così Diletta Trio guida con un buon margine di vantaggio su Divo OP dopo i primi 200 metri in 15 con partenza da fermo, quindi una bella partenza da parte di Diletta Trio che guida con una quindicina di metri di margine su Divo OP, terza posizione per Dolce Stella, poi seguono in ordine Decide Greppi, Desert Queen, Doki Doki e tutti gli altri. Natura che si mantiene costante, 33 per i primi 400 e vantaggio che ora però comincia a diminuire perché Divo OP si riavvicina. 46,3 per i 600 sul rallentamento della leader. Divo OP si riaccosta e ora è quasi in schiena alla leader che completa in 1, 2 e 1 il mezzo miglio iniziale. Dolce Stella in terza posizione lungo la corda, poi c'è Decide Greppi, ancora Desert Queen, via via tutti gli altri a seguire con un primo chilometro che se ne va in 1:18 e 2. E ora davanti alle tribune per il secondo passaggio c'è la mossa di Divo OP che allarga, poi torna sotto perché nessuno si fa luce, poi è la volta di Decide Greppi di spostare all'esterno e quindi Divo OP deve, gioco forza, andare al largo. L'errore intanto Numero di Diletta. 5 Diletta L'errore Trio, di Diletta, mentre squalificato. Divo OP deve vedersela con Dolce Stella che è al suo interno e che sull'errore di Diletta Trio si è trovata al comando. Divo OP insiste al largo, Decide Greppi lo segue, poi vediamo anche Donald Spav in terza posizione lungo la corda, poi Doki Doki e via via tutti gli altri. Insiste Divo Jet ma Dolce Stella replica. Divo P ancora in grado di attaccare, è seguito da Decide Greppi, retta d'arrivo con Divo P che è passato in vantaggio, cala Dolce Stella, l'attacco di Decide Greppi che va su Divo P, Decide Greppi su Divo P nel finale, Decide Greppi in grado di passare agevolmente su Divo P, terzo posto, che dovrebbe essere appannaggio di Desert Queen se non andiamo errati. Andiamo a rivedere comunque l'arrivo, la vittoria per Decide Greppi e Francesco Facci che sul traguardo emergono netti su Divo OP. Rivediamo le battute conclusive con Decide Greppi che piega decisamente Divo OP, mentre per il terzo posto è Desert Queen Tal che batte gli avversari. Successo quindi per Francesco Facci che si impone con Decide Greppi per conto di Roberto Biagini e del signor Nicola Del Rosso.